Un Natale per tutti, per chi è solo, per chi vive in strada, per chi non riesce a fare la spesa, per chi è scappato dalla guerra. Il Natale è gioia e condivisione. Con questo spirito, dopo 2 anni di stop imposti dal Covid, la comunità di Sant'Egidio torna ad organizzare i pranzi di Natale in comunità. Un pasto caldo e la compagnia per scaldare il Natale di poveri senza fissa dimora, immigrati e profughi dell'Ucraina. A Padova sono ben 4 i pranzi organizzati a Natale. 4 pranzi di Natale in cui appunto ci sono gli amici di tutto l'anno di Sant'Egidio, poveri della strada, famiglie bisognose, le famiglie ucraine che stiamo ospitando, quanti in questo momento sono da soli e altrimenti rimarrebbero da soli a Natale. Ecco, la famiglia di Sant'Egidio si allarga a Natale e raccoglie tutti. Per poterlo fare ovviamente serve la simpatia e il sostegno di tutti. Ma i momenti di convivialità della comunità di Sant'Egidio sono in programma anche in provincia di Rovigo, Treviso e Venezia. A Treviso, ad esempio, ci sarà un grande cenone la vigilia di Natale presso il seminario. Io invito i trevigiani a raggiungerci presso la chiesa di San Martino, dove in questo periodo la comunità sta preparando appunto questo cenone della vigilia, ma a Treviso anche il giorno di Natale ci sarà un altro pranzo, iniziative a Conegliano nel giorno di Santo Stefano e poi anche a Mogliano. A Mestre il giorno dell'Epifania ci sarà un'altra festa con un altro grande pranzo. Oltre al pranzo di Natale, a cui sono invitati tutti i cittadini per portare un po' di conforto, in questi giorni si raccolgono coperte, berretti, guanti e cibo per fare un regalo ai partecipanti del pranzo. Noi in questo momento stiamo raccogliendo regali di Natale nuovi, dai berretti alle sciarpe, ai guanti, a kit per l'igiene personale, dei giochi nuovi per i bambini che saranno regalati appunto il giorno di Natale e i giorni successivi. Raccogliamo anche generi alimentari per delle borse della spesa speciali per le famiglie che sono più in difficoltà.